anche Padova aveva bisogno di avere una confraternita. È partito da quello il discorso. 3 anni fa che abbiamo ospitato la prima volta il Festival Triveneto del Baccalà, noi abbiamo fondato anche la nuova confraternita patavina del baccalà alla cappuccina, quindi c'è una confraternita in Padova, questa è la loro sede conviviale. Uno dei motivi in più per ospitare questa manifestazione, che ti garantisco è secondo me eccezionale. Pensati che in 5 anni abbiamo preparato 400 piatti diversi di stocca fisso, di baccalà di salato, oppure lo stocco, il baccalà proprio quello delle nonne, in maniere nuove, oltre che alla vicentina, il mantecato e la cappuccina. Quindi secondo me è una cosa bellissima, sto vedendo delle cose incredibili, gli chef sono grandissimi, bravi, veramente bravi. Sì, una tradizione si perpetua e noi come confraternita difendiamo e diffondiamo la ricetta tradizionale, però in questo caso assieme alle altre confraternite baccalare del Veneto abbiamo deciso di interpretare anche una nuova forma di presenza con ricette originali, e questo Festival Triveneto ha dato prova appunto di innovazione da un lato e anche di grande fantasia dei ristoratori. Siamo alla 5ª edizione del festival, quindi lo consideriamo un successo crescente vista la larga partecipazione di province e regioni, nel senso che è diventato in realtà il luogo di eccellenza del Triveneto, luogo fatto di tanti luoghi dove i cuochi dimostrano una grande capacità tecnica e inventiva, quindi innovazione. Stiamo collazionando nelle 5 edizioni ormai direi qualche centinaio di ricette che hanno portato innovazione e qualità. Stasera il menù, per chi abbia avuto modo di scorrerlo, veramente dimostra la grande capacità di invenzione, la grande capacità di accordare sapori con grande saggezza. Sì, diciamo che l'Italia come mercato vale circa il 90% della produzione mondiale dello stoccafisso. Del baccalà un po' meno, perché c'è la Spagna, il Portogallo, che sono nazioni che consumano di più di noi. Però diciamo che di questo 90% più di un 30% arriva qui in Veneto e viene consumato nella classica maniera veneta, quindi battuto, rullato e quindi messo a bagno 3 giorni, poi nelle varie ricette classiche che sono baccalà vicentina, mantecato, piuttosto che la padovana, quindi tutte queste ricette qui. Noi erroneamente, noi veneti, chiamiamo tutto baccalà, che è la cosa più sbagliata. Il baccalà sarebbe quello salato, lo stoccafisso invece è quello essiccato, quindi nella nostra tradizione veneta c'è principalmente lo stoccafisso, quindi quello essiccato. Questo è il piacere di questi giorni, come nuovi test, nuove idee che stanno crescendo come richieste, esplode tutto in pochissimo tempo, quindi in questo momento bisogna essere molto responsivi, molto adattabili, ma innovativi con nuove idee. Il panettone adesso lo abbiamo polverizzato, dalla polvere di panettone stiamo creando tutta una serie di nuove idee. Questo è il fascino che ci ha portato ad essere qui nei Colli Euganei, perché quando abbiamo sentito la possibilità di poter valorizzare un territorio che ci ha sempre affascinato, perché l'origine vulcanica di questi colli dà ai vini un timbro assolutamente unico, su un progetto che ha Elisa Di Lavanzo, che è quello di portare avanti attraverso Maeli un vino, il Moscato Giallo, che ha un grande potenziale, che caratterizza perfettamente questo territorio. Infatti è vero che è un fiori d'arancio e quindi uno spumante dolce, però c'è un finale a sorpresa, cioè un finale che richiama tutta la sapidità, quindi la salinità che viene direttamente da questi terreni bianchi di Marna. Quindi un moscato che non finisce in maniera scontata, non è semplicemente un vino dolce piacevole da bere un po' ad ogni ora, perché avendo poi una bassa gradazione si può bere anche volendo fin dal mattino, perché no? Però è uno spumante che diventa più complesso perché si fa proprio interprete del territorio dei Colli Euganei.